Caderissimo Molassana si scende in campo per il 14° turno di promozione Girone B. Si sfidano Molassana e San Desiderio sotto la direzione dell'arbitro Gardella di Chiavari. Apre il tabellino delle occasioni questo tiro di traverso su invito di Drago al quinto minuto. La risposta del San Desiderio è in questo cross che diventa un tiro da parte di Baccini, parato bene da Carlucci. Al 18° minuto una bella punizione di Venturelli richiede l'intervento di Chinchio per gli ospiti. Intervento duplice perché sulla ribattuta arriva prima Traverso e poi Giansoldati di testa, ma Bucchieri annulla il vantaggio rosso-azzurro. 7 minuti dopo Ndiaye controlla e calcia a rasoterra dai 20 metri, conclusione debole e deviata sul fondo. L'ultimo scossone del primo tempo nasce dalla respinta di una punizione di Altamore. Arriva a calciare da fuori area a Drago, tiro lontano dai pali di Chinchio. La seconda frazione si stappa subito e con essa il risultato. Bellissima azione in ripartenza del Molassana, Drago ruba palla, Venturelli apre con un lancio panoramico e poi va a chiudere la manovra dopo un velo visionario di Traverso, pallone in buca d'angolo. Dopo 2 minuti Traverso viene lanciato in verticale ma non riesce a saltare Chinchio e depositare in rete. Al 59° minuto Venturelli concede il bis, riceve il pallone sulla sinistra, si accentra e calcia sul primo palo in controtempo, raggiunta la doppia cifra in classifica marcatori per il classe 84 del Molassana. I gialloblu rischiano di riaprirla subito con questa bella conclusione di Casella, parata bene in calcio d'angolo. Poi è Repetto a calciare su punizione, pallone controllato da Carlucci. Al minuto 76 lancio di Praglia e conclusione bellissima di Costa al volo, Chinchio controlla tutto. Il punto esclamativo al match lo mette il neoentrato Ricciardulli quando manca un minuto al 90°. Garibbo lo smarca in mezzo ai due centrali ospiti, il 17 davanti al portiere insacca e fa 3-0. Gran secondo tempo e 3 punti conquistati per la squadra di Mister Gullo.